Buongiorno, benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, giovedì 8 maggio. Dopo le immagini che sono arrivate, abbiamo il servizio di Boscochiaro con tutto il centro allagato per oltre 50 cm e altri danni, e ci sono arrivate queste immagini sia da Pellestrina sia da Chioggia di questo inizio di tromba marina. Speriamo che sia solo una visaglia, che non abbia una continuazione, perché effettivamente cominciamo veramente a preoccuparci. Ieri, nel tardo pomeriggio, Boscochiaro, frazione di Cavarzere, è stata colpita da una pesante grandinata e da una bomba d'acqua che ha provocato allagamenti in quasi tutte le vie della frazione, arrivando in alcuni punti a mezzo metro d'altezza, entrando nei piani bassi delle abitazioni e nei negozi, provocando danni. Il sindaco di Cavarzere, Pier Francesco Munari, ha intenzione di chiedere lo stato di calamità e raccomanda ai suoi cittadini di documentare lo stato in cui l'allagamento ha lasciato le abitazioni, i locali e i danni riportati. Una situazione così critica non si ricorda nella frazione. Intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile di tutto il distretto era pronta per intervenire. Sentiamo quindi il consigliere comunale Emanuele Pasquali e l'assessore alla protezione civile di Cavarzere Marco Grandi. Siamo venuti subito qui a Boscochiaro, frazione, abbiamo qua gli amici di Cavarzere, il consigliere comunale Emanuele Pasquali, l'assessore di Cavarzere Marco Grandi. È veramente preoccupante questa... Siamo senza parole, perché effettivamente oggi qui nel nostro territorio di Cavarzere in particolare, mi dicono anche a San Giuseppe e Cavarzere, ma soprattutto qua a Boscochiaro, prima una fitta grandinata e poi stiamo parlando di quantitativi d'acqua impressionanti, per cui tutte le nostre abitazioni, le attività economiche, tutte le nostre famiglie sono andate sotto acqua. È un danno enorme per la nostra comunità. Siamo senza parole, con le forze che noi abbiamo del comune non riusciamo a far fronte a questa emergenza. Per cui siamo molto dispiaciuti, è una brutta serata per Boscochiaro e per la nostra zona. Assessore, non so cosa puoi dire, perché... La situazione la vedete, è una quantità d'acqua caduta nelle 2 ore che sono state devastanti per il territorio, è stata veramente eccezionale a dir poco, e quindi stiamo mettendo in campo tutte le forze comunali, la protezione civile, i vigili del fuoco sono in giro, sono stati aiutati tutti gli enti che possono dare una mano in questo momento a risolvere l'emergenza. Chiaramente sono state anche prese tutte le misure cautelative per la popolazione, sono state fatte alcune ordinanze di chiusura di alcune zone anche in centro, e chiaramente verrà dichiarata, già parlato con il sindaco, lo stato di calamità, perché la situazione si commenta da sola. Insomma, adesso si sta risolvendo l'emergenza, poi la conta dei danni e quindi tutte le procedure che potranno quantomeno lenire in parte, perché penso veramente sia difficile coprire un danno così importante per le attività. Come vedete, ci sono tanti danni? Adesso sì, sicuramente sì, quantificarli adesso è imprudente naturalmente, però sicuramente la situazione... Ma l'acqua quanto alta è arrivata? In centro è arrivata a 50 cm. Dipende dalle zone delle città, nelle zone più basse. Per cui invitiamo anche tutti i nostri residenti a fare foto, a documentare i danni che hanno avuto, che hanno subito, perché bisognerà imbastire praticamente una domanda di calamità, insomma. E dobbiamo essere pronti, perché poi quello che serve è anche la documentazione. Adesso diamo una mano a tutti quanti, perché si possa ritornare a un minimo di normalità, però bisogna superarla. Ecco, chiediamo naturalmente, gli interventi sono infiniti in questo momento, quindi si va per priorità, si chiede un po' di pazienza nel poter attendere le forze che stanno mettendo in campo tutte le loro attrezzature per
lenire il danno, ma chiaramente non si può essere dappertutto, quindi si sta certo. agendo per priorità, Certo. quindi un po' di pazienza, pur comprendendo la situazione anche psicologica di chi ha subito il danno, è Certo. da chiedere. Una situazione simile non si era mai presentata. Non la ricordo sinceramente. Alcuni anni fa avevamo avuto 20-30 centimetri di acqua in centro, però era stato un acquazzone. Di questa portata non si ricorda, soprattutto perché c'è stata questa importante grandinata molto fitta, prima di 30-40 centimetri, che probabilmente ha ostruito un po' gli scarichi, anche a valle i nostri canali di scolo, e questo ha contribuito a mandare sotto acqua il nostro paese. Però i chicchi di grandine non sono stati di misura eccezionale, No, è non stata so- una grandinata più o meno molto abbondante, Allora, ma normale come misura di Non chicco. stiamo parlando di danni dell'agricoltura, perché anche se era di dimensioni piccolissime, ma 30 centimetri posati Lo strato. sul mais che è appena nato, probabilmente lo ha raso al suolo. Per Hai cui tutto allagato. È tutto tutto allagato. allagato. Sembra un grande lago. Da molto prima del ponte, ma molto prima, ci sono tutti i terreni che abbiamo visto noi, che Le c'è. campagne sono... Sembra proprio. Non è tutta allagata, ma ci sono. Sembra grandi- laguna. Sembra quasi una laguna, sì. Sì. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Serata da tutto esaurito martedì scorso all'Auditorium San Nicolò, dove è andata in scena la prova generale del Campiello Commedia Corale di Carlo Goldoni, messa in scena dal Piccolo Teatro Città di Chioggia. Lo spettacolo, ambientato in una piazzetta veneziana del Settecento, ha incantato il pubblico per la sua vivacità, il ritmo serrato e l'energia degli interpreti, riuscendo a trasmettere tutta l'ironia, la malinconia e il realismo del teatro goldoniano. Nonostante si trattasse di una prova generale, la sala era gremita e la risposta del pubblico è stata calorosa, con applausi scroscianti a scena aperta. Anche la replica di mercoledì ha registrato il tutto esaurito, confermando il grande apprezzamento per questo allestimento. Sotto la regia di Bruno Lovadina il testo è stato reinterpretato in chiave corale. Tutti i personaggi hanno avuto un ruolo paritario nella narrazione, rendendo lo spettacolo una vera e propria festa popolare senza tempo. Il linguaggio è stato rispettato nella sua autenticità, ma reso ancora più vivo grazie alla forza espressiva degli attori e all'adattamento scenico che ha saputo valorizzare lo spirito dell'opera. La scenografia, firmata da Giampaolo Penso e Walter Maestrello, ha proposto una piazzetta sospesa tra memoria e invenzione, evocando una Venezia senza tempo. I costumi, curati da Antonia Monaretti, hanno saputo distinguere i caratteri con eleganza e semplicità, immergendo lo spettatore nell'atmosfera dell'epoca. Molto apprezzata anche la colonna sonora, con musiche e brani selezionati non come semplice accompagnamento, ma come elemento narrativo in grado di rafforzare i significati delle scene e accendere emozioni. Un grande applauso a tutti gli attori e alle attrici del cast: Sara Roma, Diletta Perini, Giovanna Bellemo, Lucia Sambo, Francesca Rubin, Raffaella Perini, Dario Penso, Alessandro Pilat, Plinio Boscolo, Giampaolo Penso e Valterino Baldin per la brillante interpretazione e l'energia portata sul palco. Uno spettacolo che ha ricordato a tutti quanto il teatro sia ancora oggi uno straordinario strumento di riflessione, comunità e bellezza. Allora, sono passato questa mattina sempre al Mix Market. C'è Giulia che non vuole farsi riprendere, ma vabbè, cosa volete? Dice che non facciamo le riprese fatte bene, e vabbè. Comunque, a parte così le battute, che qua veramente io sono veramente così anche un po' stupito che in un locale è abbastanza grande, ma non è grandissimo, e ha veramente un assortimento incredibile. Io sono consumatore di tè, lo uso spesso, e veramente c'è un assortimento di tè. Qualcuno anche mi ha fatto qualche regalo tempo fa del tè, proprio questo, buonissimo. C'è il tè sia solubile, tra l'altro mi diceva che c'è anche quello per l'estate, sia per l'inverno solubile, e poi mi hanno so perché mi ha messo in mano questo,
non lo so, effettivamente io sapete che chissà, forse mi invito, non con la Giulia ovviamente, ma vabbè, passiamo alla battuta. Comunque, a parte questi scherzi, io vi consiglio di fare un salto perché veramente c'è una varietà di cose incredibili, buonissime, e veramente passate qui al Mix Market. Azzurra, la tanto temuta da Bergoglio terza guerra mondiale, a pezzi, prende sempre più subdolamente corpo. L'India e il Pakistan, complice il solito attentato terroristico a far da detonatore, se le danno senza diplomazia sul confine da sempre conteso del Kashmir. La storia si inserirebbe in quella lunga lista di conflitti dimenticati, oltre 50, che piagano il terzo millennio, se non fosse che entrambi gli attori hanno un arsenale nucleare di tutto rispetto e la cosiddetta triade missili, bombardieri e sommergibili per usarlo. Come si è arrivati a questa situazione che minaccia di ripetersi con altri due storici avversari della zona che si odiano come Israele e Iran non è questione di ieri. Tutto iniziò quando alcuni fisici che lavorarono o comunque parteciparono indirettamente al progetto Manhattan si sentirono in dovere di mettere alla pari le altre nazioni dell'arma nucleare americana. Buoni propositi, ma di cui è lastricato l'inferno. Non si sa poi se i propositi furono soltanto buoni nella prospettiva di una mutua deterrenza o prezzolati. È uscito un libro interessante, Materia Oscura, che tratta il mistero di uno dei ragazzi di via Panisperna, Bruno Pontecorvo, che tra antisemitismo e laboratori sovietici costruì il mito per i ragazzi della contestazione degli anni 60. Pontecorvo era, oltre che allievo di Fermi, una figura di spicco del programma atomico britannico. Ad un certo punto sparì, per poi ricomparire in un laboratorio sovietico. Un po' come sparì Majorana, che poi ricomparve in Venezuela in una foto degli anni 50 accanto ad un nazista in fuga. Tornando ad India e Pakistan, la realtà è che è dal 1947, quando gli inglesi se ne andarono, che queste due etnie religiose si sono sempre odiate, senza compromessi, alternando periodi di tregua armata ad altri scontri più cruenti. Poi, alla fine degli anni 60, in piena guerra fredda, sono riusciti con la distrazione dei rispettivi influencer a dotarsi dell'arma atomica, un po' come cercavano di fare tutti gli stati in grado di costruirsi una centrale nucleare in casa. Oggi la minaccia di fronte alla caduta del grip che gli Stati Uniti avevano come gendarme del mondo e dal sentimento di rilevanza progressiva che colpisce qualche grande impero in declino, l'alternativa del diavolo prende sempre più una sua ineluttabile concretezza. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. A Ca' Farsetti ieri mattina è stata presentata la terza edizione del trofeo Lilt Venezia, la regata a scopo benefico promossa dallo Yacht Club Venezia in collaborazione con il Diporto Velico Veneziano, la Lega Navale Italiana sezione di Venezia, Vento di Venezia a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. La competizione si svolgerà domenica 11 maggio nelle acque antistanti il Lido. Sarà dedicata alla figura del dottor Carlo Pianon, scomparso di recente, punto di riferimento per i pazienti, per i colleghi e per i volontari, legato da profonda amicizia con il presidente dello Yacht Club Venezia, Mirko Sguairo. La regata è nata da un'idea dei due con lo scopo di unire sport, solidarietà e sensibilizzazione. Tutti gli equipaggi indosseranno la maglia rosa della Lilt, ha sottolineato il presidente Sguairo, ricordando quanto la particolarità che distingue Venezia renda difficile il trasporto dei malati e renda ancora più importante l'opera di Lilt, consentendo una vita dignitosa. L'iniziativa infatti ha come scopo raccogliere fondi per sostenere il servizio trasporto per i pazienti oncologici meno abbienti, permettendo di acquistare mezzi acquei che consentano il loro accompagnamento nelle sedi dove effettuare le terapie.
Pulmino Amico e Vaporetto Rosa sono i due progetti che vengono portati avanti, il primo per accompagnare i malati gratuitamente dal domicilio al luogo di cura, il secondo come iniziativa itinerante di prevenzione e informazione sanitaria dedicata alla salute delle donne. La Presidente del Comune di Venezia ha definito doverosa la dedica del trofeo al dottor Pianon, elogiando l'iniziativa volta a lanciare un messaggio di sensibilizzazione. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all'ILT Venezia per continuare a portare avanti progetti di aiuto concreto e prevenzione sul territorio. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita, bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 8 maggio, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci, lasciate un like e ciao a tutti!